Come faceva la Serenissima ad amministrare il suo territorio? La Repubblica di Venezia era molto più decentralizzata dell'Italia di oggi. Leggi e tasse variavano da città a città. Lo Stato era diviso in reggimenti, chiamati così perché per ciascuno Venezia inviava a reggere le amministrazioni locali dei suoi rappresentanti nominati dal Maggior Consiglio. La maggior parte dei reggimenti nascono da un atto formale di dedizione, un trattato nel quale una città o un territorio si sottomette a Venezia, in modo più o meno forzato, riconoscendo la sovranità del doge, in cambio del mantenimento di larga parte dei poteri della sua classe dirigente e di quasi tutte le sue leggi. I rettori supervisionavano la giustizia, la sicurezza, le finanze e l'ordine pubblico, controllavano che le città restassero fedeli alla Repubblica e riferivano continuamente alla capitale, lasciando all'aristocrazia locale e ai consigli cittadini la gestione della vita quotidiana. La durata della carica, il numero dei rettori e il titolo cambiavano in base al reggimento. Parlando dei titoli dei rettori, capitano e castellano per i territori militari, conte per i territori di tradizione feudale e duca solo per il ducato di Candia, luogotenente sulla patria del Friuli e il regno di Cipro, podestà per le città o i grandi borghi e provveditore generale se un rettore aveva importanti funzioni di comando militare e civile. Gran parte delle risorse rimaneva nei territori che tendevano a mantenersi in autonomia. Venezia raccoglieva imposte specifiche, soprattutto dazi commerciali e contributi straordinari in tempo di guerra, prendeva materie prime strategiche come ferro, grano e legname per le costruzioni navali, richiedeva uomini per la flotta e l'esercito e interveniva direttamente nella costruzione di fortezze e opere vitali per la potenza dello Stato. Questo modello amministrativo ha dato grande stabilità alla Serenissima per secoli. I reggimenti, salvo rare eccezioni come durante la guerra della Lega di Cambrai, sono rimasti fedeli alla dominante fino alla fine.